pomeriggio, ben trovati. Sicilia 24 Focus, Etna, soccorsi e sicurezza. Oggi parliamo di quello che è successo pochi giorni fa, domenica scorsa. Ci sono stati 2 gravi incidenti in montagna sull'Etna. 2 persone purtroppo hanno perso la vita, erano 2 escursionisti, un ragazzo di 17 anni che amava la vita, era catanese, e un uomo di 60 anni invece che era un imprenditore del nord Italia, ma ne parleremo con i nostri ospiti per approfondire tutti i dettagli che riguardano appunto la sicurezza in montagna. In studio con me do il benvenuto, buon pomeriggio, Nino Sciavola, dirigente della squadra volanti della Polizia di Catania, della Questura, ma in pista anche dirigente delle volanti della neve. In collegamento, se già c'è il nostro ospite in collegamento, ecco, lo vedo, Alessandro Bella, il responsabile della Sicilia orientale del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, che è intervenuto proprio domenica scorsa per i soccorsi. Ma andiamo con ordine, Nino Sciavola. Allora, in questo momento l'Etna è sorvegliato, in realtà è sempre l'Etna è sorvegliato speciale, ma in questo momento c'è un particolare afflusso di turisti, di sciatori. I ragazzi che hanno perso la vita erano Danilo Marletta, 17 anni, oggi il quotidiano La Sicilia, ma anche il nostro sito, La Sicilia Web, racconta chi era questo giovane pieno di vita che amava l'Etna, andava sempre sull'Etna, e poi Nicola De Cardenas, un imprenditore che viveva a Milano ed era il presidente della sezione pavese di Asso Lombarda. Voi quel giorno ovviamente eravate lì come sempre per sorvegliare le piste. Sì, buongiorno. Noi ci occupiamo del soccorso su piste come Polizia di Stato e ovviamente abbiamo questa specifica competenza all'interno delle piste, diciamo non solo del soccorso, ma da qualche anno ormai con il cosiddetto codice delle nevi, del rispetto delle regole che prima erano legate appunto solo al buon senso. Oggi da diversi anni appunto questo codice permette comunque anche di avere delle regole ben disciplinate e anche delle sanzioni per chi non le rispetta, perché al di là ovviamente della giornata chiaramente di sport, di gioia che per fortuna la natura ci ha regalato, perché quest'anno c'è stata un'abbondante nevicata, e ovviamente le regole permettono poi di poter vivere intanto chiaramente insieme agli altri, no? Quindi nel rispetto ovviamente degli altri le regole permettono tutti di poter usufruire del nostro appunto amato vulcano, ma nel contempo di non potersi fare male. Ecco, queste sono le immagini appunto che avete girato in questi giorni, che riguardano appunto il soccorso e il sicurezza in montagna, l'azione della Polizia di Stato proprio nel corso dell'ultima settimana. Sono stati ben 25 gli interventi di soccorso sulle piste, perché quello che fate voi, che fa la Polizia di Stato, riguarda la sicurezza e il soccorso sulle piste, mentre sono stati 80 invece gli interventi di soccorso dall'inizio della stagione invernale, mentre il soccorso alpino e speleologico, di cui è il responsabile Alessandro Bella in collegamento con noi, si occupa appunto dei soccorsi anche nel fuoripista, esattamente dove sono avvenuti i 2 tragici incidenti. Lei, Bella, era proprio lì, ha diretto le operazioni di soccorso grazie anche all'elicottero dei Vigili del Fuoco. Ci racconta cosa è successo, dove si trovavano questi 2 escursionisti? Sì, buon pomeriggio a tutti. Sì, noi, come è stato detto, ci occupiamo dei soccorsi fuori pista, terreno impervio, montano e ipogeo. Il discorso di domenica, purtroppo, sì, sono arrivate le chiamate di intervento, ma noi già come squadre della Sicilia orientale eravamo impegnati in altri interventi, che erano 2 in particolare a quota 2004 sotto i piloni della funivia e un altro ai criteri silvestri anche importanti, funivia che abbiamo avuto anche la collaborazione del battipista appunto della funivia dell'Etna, e contemporaneamente arrivano le 2 chiamate di intervento sia alla Montagnola, al canalone della Montagnola per il ragazzo di 17 anni e poi quasi contemporaneamente la chiamata per
la persona sopra il rifugio Citelli, canalone definito canalone Y. Ecco, intanto Noi in materia... identifichiamo la Sì. zona, stiamo parlando di Etna Sud, giusto? Allora, il primo Tra Etna Sud e Sud, Nord. Montagnola, e il secondo Etna Nord, sopra il rifugio Citelli. Quelli sono i canaloni di Etna Nord e sono due posti completamente diversi, agli Ok. opposti. Torniamo subito su quanto avvenuto domenica, ma facciamo un piccolo passo indietro perché domenica è stata una giornata di fuoco. Questi due incidenti in due zone vicine ma separate sono avvenuti praticamente simultaneamente e domenica, Nino Sciavola, era una giornata particolarmente intensa, piena di gente. Piena di persone. Sì, noi infatti diciamo al di là come Polizia di Stato, al di là del soccorso sulle piste, ci occupiamo anche di tutto l'apparato dell'ordine pubblico che è disciplinato proprio per creare una serie di blocchi stradali, insieme ovviamente ai padroni della Polizia Stradale, che è una nostra specialità, proprio per poter contingentare il numero di persone che salgono diciamo, sui crateri, ma la difficoltà appunto è quella non solo esclusivamente di non poter farli accedere, perché poi abbiamo un problema per i soccorsi, che qualora dovesse accadere, come purtroppo accade, di dover soccorrere qualcuno, dobbiamo avere la possibilità delle vie di esodo, in caso ovviamente siamo sempre su un vulcano, Libera. sappiamo comunque che possono esserci dei parossismi, senza ovviamente creare del panico o altro, ma bisogna comunque rispettare la natura e bisogna essere pronti eventualmente a dover evacuare. Quindi si è costretti anche a dover chiudere proprio l'accesso. Un sistema di sicurezza molto complesso, quello legato appunto all'accesso al vulcano, perché la zona la situazione su Etna Sud è diciamo, un po' più tranquilla perché ci sono degli ampi spazi per poter parcheggiare, diversamente a Etna Nord invece ci sono meno spazi per i parcheggi, per cui recentemente cosa è successo anche in accordo con la Prefettura? Sì, la Prefettura che coordina tutti quanti noi, sia le forze di polizia che anche i comuni, devo dire c'è una massima collaborazione dei comuni, in particolar modo anche quello di Linguagrossa che è diciamo, il padrone di casa per quanto riguarda Etna Nord. Abbiamo comunque fatto in modo, ma già da anni, abbiamo ovviamente tutto è perfettibile, ogni anno riusciamo comunque a dare comunque una possibilità ovviamente a tutti di poter fruire, ma sempre in sicurezza, quindi un controllo a monte col fatto appunto che è possibile accedere solo dotati ovviamente delle catene, e questa purtroppo è una cosa che spesso viene sottovalutata perché magari non nevica da qualche giorno, ma comunque ricordiamoci sempre che la natura va rispettata, potrebbe nevicare anche da un momento all'altro, quindi è fondamentale avere le catene a bordo. Occorrono le catene a bordo e a monte, quindi subito superato Linguaglossa, prima di iniziare i tornanti c'è un primo blocco. Esatto. Si fermano il personale della polizia stradale e la polizia locale, l'ordine pubblico, anche il corpo forestale, la polizia bloccano locale, macchina per macchina e chiedono se il conducente verificano se hanno le catene a bordo o gli pneumatici da neve. Ma cosa succede una volta raggiunta la quota massima nei parcheggi? Raggiunta l'area sommitale, ovviamente chi ha fatto accesso alla possibilità di poter fruire della bellezza del nostro vulcano, poi ovviamente dopo la giornata di sport o altro possono chiaramente tornare indietro con le vie ovviamente di esodo che sono già previste. Ma quando i parcheggi sono pieni? È impossibile poter salire. Quindi si chiude? Assolutamente sì, ma ripeto, è fondamentale far comprendere diciamo, ai cittadini che è solo esclusivamente per motivi di sicurezza, perché potrebbero chiaramente verificarsi delle condizioni e poi non è possibile poi effettuare un soccorso. Quindi questo è il primo dato che parte dalla strada, e poi c'è tutto quello che invece riguarda le piste, di cui parleremo tra pochissimo, incluso il codice delle nevi e anche l'assicurazione personale dello sciatore. Ne parleremo tra poco con Nino Sciavola. Ritorniamo da Alessandro Bella del soccorso alpino e ritorniamo proprio a questo incidente perché le due persone che non ci sono più, Danilo e Nicola, erano due sci alpinisti esperti. Nicola saliva sempre in montagna, abbiamo visto sulle sue pagine social le ultime foto postate proprio una settimana fa. Lo stesso vale per Nicola De Cardenas, questo imprenditore del nord Italia, pavese, che era anche lui un esperto sciatore, faceva sci d'alpinismo, ma nonostante questo in montagna, sull'Etna come in tutte le montagne, la situazione può cambiare da un momento all'altro, ma sull'Etna in particolar modo, Bella.
Sì, noi stiamo parlando di una montagna che è il vulcano più alto d'Europa, sopra oltre 3.300 metri. Le condizioni meteo cambiano repentinamente da un momento all'altro, e poi con le escursioni termiche dalla notte che gela tutto, ghiaccio, vetrato, specialmente nei canaloni con pendenze particolari oltre 35 gradi, bisogna stare molto attenti, molto in sicurezza, ecco, Ecco, ma oltre ad avere l'attrezzatura adeguata. la zona dove hanno avuto l'incidente queste due persone era una zona off limits o si poteva accedere? Ci sono delle zone dove non si può andare sull'Etna? Allora, Parliamo guardi, di fuoripista. Fuori pista, lì parliamo di 2150 metri circa, è accessibile da tutti gli appassionati sci alpinisti che vogliono fare fuori pista. Sicuramente bisogna fare attenzione a quello e ai punti dove si va. Se non si conoscono è sempre consigliabile farsi accompagnare dalle persone più esperte del luogo, come potrebbero essere le guide, ma principalmente l'attrezzatura è molto importante. Bisogna anche riconoscere se il territorio non me lo permette, io torno indietro. Lì sono punti, canaloni sono punti dove ci sono situazioni particolari, molto ghiacciati, quindi bisogna fare molta attenzione, ma sono delle quote accessibili. Inibite sono le quote più alte, 2750, che non è possibile, che sono interdette, ecco, come quota. C'è un numero di emergenza in caso di incidenti che le persone devono conoscere, chiunque deve conoscere quando sale in montagna sull'Etna? Assolutamente sì, e il NU è il numero unico di emergenza, l'112, poi quando si tratta 112. di emergenza sanitaria, interno, impervio, montano, arriva la chiamata immediatamente a noi. Quindi basta chiamare il centro? Sì, e poi c'è una cosa che mi sento di dire, che oggi è accessibile a tutti, c'è un'app GeoRescue che può essere scaricata su tutti i telefonini in maniera gratuita. GeoRescue? Un'app GeoRescue, un'app che è appunto la chiamata arriva direttamente a noi. Quindi GeoRescue e 112. Nino Ciavola, tu dirigi le Volanti della Neve, ma sei anche un esperto sciatore, conosci l'Etna benissimo, sci sull'Etna da quando eri piccolo, e parlavamo appunto con Alessandro Bella della particolarità della nostra montagna. Sì, perché oltre appunto a pensare un soccorso in cosiddetto un territorio impervio, di cui come detto appunto cura e soccorso alpino, non bisogna assolutamente sottovalutare anche le condizioni atmosferiche in pista. Ad esempio domenica abbiamo in pochi minuti si è ridotta la visibilità al punto da avere comunque una visibilità addirittura a 5 metri. Questo ha comportato un soccorso particolarmente complesso da parte dei sciatori della Polizia di Stato, ovviamente esperti conoscitori delle piste. Chiaramente il lavoro in pista è molto, sotto questo punto di vista, meno difficoltoso, perché le difficoltà sono più dovute alla frequenza dei soccorsi o ai multi cosiddetti soccorsi, quando ci sono soprattutto degli scontri tipo tra sciatori, come spesso comunque accade. Quindi al di là di questo non bisogna sottovalutare le condizioni atmosferiche mai, per chiunque ovviamente in generale si approccia alla natura, può essere il mare come può essere la montagna, noi ci occupiamo dei soccorsi sia in uno che nell'altro caso, e quindi bisogna stare molto attenti. Proprio questo dicevo appunto domenica, come diceva appunto il dottor Bella, da una giornata meravigliosa si chiude totalmente, si riduce la visibilità fino al punto di avere una visibilità in pista di 5 metri, che non è usuale. Ecco, quindi da una giornata soleggiata possiamo passare in un vulcano così alto anche a condizioni atmosferiche veramente proibitive, magari non per le temperature in modo iniziale, ma per altro. Però anche le temperature in qualche modo influiscono, perché negli ultimi giorni sicuramente la
la sera, e questo lo chiedo anche a Bella, la notte le temperature si abbassano parecchio, quindi il manto nevoso ghiaccia, sia in pista nelle zone sommitali che appunto nei fuoripista, sulla Valle del Bove, nella Schiera dell'Asino, appunto i luoghi dove sono avvenuti questi 2 incidenti mortali. Poi magari c'è il sole durante il giorno, quindi la neve un po' cede e succede poi l'irreparabile. Bella. Ma sì, ha detto bene. La differenza di temperatura tra il giorno e la sera, all'imbrunire, già cominciano a calare di parecchio le temperature anche ai 2000 metri. Sì, si ghiaccia, voglio anche dire una cosa, che la settimana scorsa abbiamo avuto anche 2 valanghe nella parte nord dell'Etna, che fortunatamente nelle prime ore del mattino, quindi non c'erano sci alpinisti in giro, fortunatamente. Sono delle condizioni che si creano. Noi abbiamo un'escursione termica impressionante tra la mattina e la sera e la notte. Scendiamo qualche grado sotto lo zero, se non c'è vento, se c'è vento il percepito è ancora più basso. Ma parliamo di oltre 15 gradi di differenza. Di escursione termica. Ci fermiamo per una breve pausa, ritorniamo tra poco, parliamo di Etna, soccorsi e sicurezza. Ritorniamo in studio, stiamo parlando dell'Etna e ci stiamo concentrando sull'aspetto dei soccorsi e soprattutto della sicurezza in montagna, sicurezza in pista, sicurezza sui fuoripista, dove hanno perso la vita 2 persone purtroppo domenica scorsa. Allora, Nino Ciavola, dirigente della squadra volanti della Questura di Catania, ma dirigente anche delle volanti della neve. Cosa sono le volanti della neve? Sono degli esperti sciatori della Polizia di Stato che hanno frequentato un corso particolarmente, diciamo, duro e difficile per poterlo superare. Una volta abilitati sono appunto, diciamo, gli esperti sciatori che si occupano non solo del soccorso su piste, ma in concorso a volte anche comunque con i cosiddetti pister, ma in particolar modo... Stiamo vedendo in questo momento uno dei vostri uomini a bordo di una motoslitta. Sì, la motoslitta è uno degli strumenti che utilizziamo frequentemente, in particolar modo quando si avventurano sulle nostre piste, che alcune non sono neanche così facili per imparare, e magari appunto è necessario, per fortuna ancora prima dell'infortunio, soccorrerli e farli scendere, diciamo, a valle senza ovviamente comunque ripercussioni per la salute. I sciatori si occupano in particolar modo del rispetto del cosiddetto codice delle nevi. Ecco, cos'è il codice delle nevi? Sono delle regole appunto ormai ovviamente diventato legge, secondo appunto quello che è stato stabilito tipo dal nostro Parlamento, ci sono appunto ovviamente delle regole da rispettare. Prima appunto le cosiddette regole di buonsenso, oggi ci sono delle regole per quanto riguarda ovviamente non si può ad esempio camminare in pista, quello che purtroppo molte volte noi ancora dobbiamo invitare, diciamo, i gitanti cosiddetti comunque ad allontanarsi dalle piste, perché creano un pericolo sia per lo sciatore ma soprattutto anche per se stessi. E quindi chiaramente ovviamente loro vanno comunque in pista dove non è possibile andare, la prudenza quindi nel rispetto degli incroci, un po' come il codice della strada. Per certi versi comunque dobbiamo dire che il codice delle nevi ha ripercorso comunque alcuni tratti del codice della strada, e da ormai, diciamo, dal 2022, dal 1° gennaio 2022 è obbligatorio il casco. Prima lo era per sotto i 14 anni, adesso addirittura sotto i 18 anni. Il casco è uno strumento fondamentale, ha un costo ormai quasi equivalente tipo a un berretto di lana per poter andare a sciare, tipo ovviamente si può noleggiare, è obbligatorio, ripeto, sotto i 18 anni, ma noi lo consigliamo a tutti, e questo, diciamo, è fondamentale, perché un banale impatto su una pietra o comunque anche con un altro sciatore, avendo delle attrezzature comunque particolarmente importanti come possono essere gli sci o anche soltanto lo scarpone di un altro sciatore, crea quei traumi più importanti, soprattutto, diciamo, i traumacranici più importanti. E poi altra cosa che è diventata obbligatoria, anche l'assicurazione. Questo non tutti lo sanno. Occorre chi scia
Sì, dal deve 1° gennaio essere dotato di 2022 una assicurazione. è obbligatorio tipo, avere tipo, un'assicurazione, è obbligatorio tanto per il gestore fornire la possibilità di potersi assicurare, quindi comunque si può acquistare in biglietteria, insieme ovviamente allo ski pass si può fare appunto un acquisto con un banalissimo QR code, tipo si può chiaramente poter pagare, costa tipo solitamente 2 euro al giorno in base ovviamente Cosa alla... consente questa È assicurazione? una responsabilità, consente di avere una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, cioè cosa significa? Io ho un incidente appunto sulle piste, coinvolgo un'altra persona, la ferisco o ad esempio danneggio comunque l'attrezzatura sportiva di un'altra persona, la responsabilità civile, in questo caso l'assicurazione, coprirà il danno economico nei confronti di un terzo. È un po' quello che avviene per l'assicurazione obbligatoria anche in quel caso appunto per le auto, insomma in generale per i veicoli. Questo diciamo è un passo importante. Solo domenica abbiamo dovuto sanzionare ben 5 persone, tutte coinvolte in sinistri, e quindi dove abbiamo rilevato proprio l'incidente sulle nevi, E non avevano l'assicurazione. non avevano la copertura assicurativa e quindi sono stati sanzionati. La sanzione va dai 100 ai 150 euro, diciamo il pagamento minimo è di 100 euro, ma al di là, ripeto, della sanzione che può essere diciamo, un deterrente sicuramente per gli sciatori, è una responsabilità morale anche nei confronti degli altri, perché qualora dovesse esserci un incidente è onesto e corretto dover risarcire la persona che ha subito un danno. Assolutamente. Quali sono i tipi di incidenti, i tipi di trauma più che altro che riscontrate più spesso sulle piste? Per gli sciatori il trauma più comune interessa sempre ovviamente gli arti inferiori, la maggior parte, quindi i legamenti, il discorso appunto della tibia, sono quelli più coinvolti, ma in particolar modo ecco tutto ciò che ruota intorno al ginocchio. Per quanto riguarda lo snowboard, gli incidenti più comuni riguardano appunto i polsi, la clavicola e il bacino. Questo diciamo sono in linea di massima, cioè, le contusioni ovviamente in tutto il corpo dalle cadute, ma lì voglio dire è un modo per imparare. Abbiamo imparato tutti a fare uno sport, quindi ci sta comunque anche una contusione. Non bisogna però mai, ripeto, la cosa importante, quello che vediamo spesso sull'Etna è che la gente impreparata, Bella parlava prima di attrezzature sportive, da noi in pista non si guarda solo l'attrezzatura sportiva, che può essere anche un'attrezzatura diciamo comunque da principiante, ma bisogna stare molto attenti comunque a non avventurarsi sulle piste quando non si hanno le capacità tecniche. Lo diciamo in tutti i nostri comunicati, anche sulle nostre pagine social, perché vogliamo che il cittadino che va a sciare si diverta e non debba tornare a casa in ambulanza, come purtroppo spesso sta capitando. Assolutamente. Alessandro Bella, quello che è successo domenica scorsa è stato in realtà una rarità, per fortuna si registrano tanti incidenti, voi stessi del Soccorso Alpino fate tantissimi recuperi di escursionisti, non solo durante il periodo della neve ma anche durante tutto l'anno, perché intervenite sul vulcano e poi gli escursionisti sull'Etna appunto ci sono durante tutto l'anno. È raro intervenire, purtroppo avere poi dei casi in cui gli escursionisti non ce la fanno. Sì, va detto bene. Domenica è stata diciamo un'eccezione nell'avere tanti interventi importanti uno appresso all'altro. Tant'è vero che, come ho detto prima, noi eravamo impegnati in altri 3 interventi importanti a sud e abbiamo chiesto di avere a disposizione un elicottero con vericello proprio perché non riuscivate ad accedere alla zona. Sì. No, allora accedere nella zona a piedi come generalmente facciamo noi, in quelle zone solo il vericello può aiutarci, tant'è vero che abbiamo chiesto l'intervento dei vigili del fuoco proprio per questo motivo, perché a piedi sì, ci vogliono parecchie ore, parecchia gente nostra capace, con qualifiche importanti per poter svolgere un recupero da dentro alle Elbove o dal Cannelone come in quel caso. Quali sono gli altri tipi di interventi che voi solitamente svolgete? Quelli più comuni? Spesso anche fuori pista o nei sentieri che noi veniamo chiamati per
interventi, sospette fratture arti inferiori principalmente, trauma alla schiena, trauma al bacino, cioè un po' di tutto, principalmente arti inferiori. E poi anche i turisti, escursionisti che si perdono. Infatti volevo aggiungere proprio questo, che noi spesso veniamo chiamati che con il cambiamento climatico, con magari la nebbia che comincia ad arrivare fitta, magari la gente perde l'orientamento del sentiero o gente spratica, e molte volte veniamo chiamati per ricerca dispersi. Sempre oggi con la tecnologia abbiamo la possibilità di, se il telefono è carico, comunque tramite il telefono di rintracciare più o meno, o a volte in maniera precisa, le coordinate di dove si trova il disperso, che magari non ci può dare, non ci sa dare indicazioni per dove andarlo a cercare. Bella, siamo in chiusura. Quali sono i consigli che si sente di dare a chi affronta una giornata sul vulcano, da sciatore, da escursionista, ma anche da turista, da avventore? Allora, la prima cosa che io mi sento di consigliare è di non andare mai da soli. Lasciare detto sempre il percorso che si vuole fare e dove si vuole andare, ma questo in qualsiasi momento dell'anno. L'attrezzatura, abbigliamento è importantissimo, l'abbigliamento a strati, avere una maglietta, calze di riserva nello zaino, portare un po' di acqua, molta acqua, e lo scarpone adeguato. Questo in qualsiasi momento dell'anno, ovunque si va sull'Etna, e principalmente, se non si conoscono i sentieri, farsi accompagnare dalle persone più esperte. Sì, esatto, ma non andare mai da soli. E l'attrezzatura pesante nello zaino. Grazie Bella, buon lavoro a lei, a tutto il suo reparto del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico. Fate davvero un grande lavoro, aiutate le persone, salvate le vite. A volte purtroppo la vita però è strana e non consente questo. Grazie a voi e buon proseguimento, buona serata a tutti. Grazie Bella. Allora Nino Ciavola, siamo in chiusura, chiedo a te anche la stessa cosa. Quali sono i consigli che ti senti di dare per chi sciatore o avventore del vulcano vuole passare una giornata appunto sull'Etna? Rispetto della natura sicuramente e prudenza. Queste sono le regole fondamentali. Se vediamo dal codice delle nevi, la parola prudenza viene comunque ripetuta quasi in ogni articolo, perché ovviamente essendo prudenti si evitano appunto quegli incidenti che da una giornata ovviamente di sport e di allegria insieme agli amici o alla famiglia può diventare invece comunque una giornata spiacevole, e dove, ripeto, appunto purtroppo in tanti devono fare ricorso alle cure mediche che richiedono poi un tempo di degenza anche importante. Abbiamo avuto 2 o 3 soccorsi anche dove è stato necessario attivare anche l'elisoccorso, quindi per politraumi. Ovviamente è importante avere rispetto comunque degli altri, di se stessi, degli altri, e quindi la prudenza è la regola fondamentale. Prudenza, consapevolezza e conoscenza, quindi conoscere bene il vulcano, comunque attrezzarsi e chiedere sicuramente, chiedere sia agli esperti appunto del vulcano, che potete trovare sul posto Etna Nord, Etna Sud, e poi ormai ci sono davvero i mezzi per poter conoscere e agire e passare una giornata in sicurezza. Lo ripetiamo, perché poi l'Etna è bellissima, davvero ha sempre i riflettori puntati sotto tutti i punti di vista, dal punto di vista vulcanologico, dal punto di vista speleologico, dal punto di vista dello sport, quindi dello sci e del turismo, però sicuramente un vulcano particolare. Assolutamente sì, sicuramente è una bellezza impossibile. Facciamo pochi posti al mondo dove si può sciare ammirando comunque il mare, e questo ovviamente è una cosa che in questi giorni ce lo sta permettendo ogni giorno, e lascia ovviamente senza fiato sia soltanto noi che tra virgolette siamo un po' abituati, ma tanti turisti che ormai affollano comunque le nostre piste. Ma ripeto, se si fa usando la testa, si ha sicuramente la possibilità di poter tornare a casa felici di una giornata indimenticabile. Grazie Nino Ciavola, grazie a Alessandro Bella che abbiamo già salutato, e grazie a voi, eccolo, grazie Alessandro Bello, grazie Bella.
a tutti voi telespettatori, ci vediamo alla prossima puntata del Focus, arrivederci.